Questo video è dedicato a tutti coloro che quando guardano lo zaino non vedono solo dell'attrezzatura sportiva, ma un contenitore di sogni. È dedicato a chi dopo una settimana di duro lavoro si alza alle 4 del mattino per raggiungere quel luogo magico chiamato l'attacco del sentiero. Nel 2023 abbiamo fatto il Volaia, lo Iofa, Marianute, Cima d'Ors, Montefara, Palpicolo, Tenchia, Terrarossa, Quar, Zacchi, Montestella e tantissimi altri. E non li abbiamo fatti da soli, ma sempre con voi al nostro fianco. I vostri like, i commenti, le condivisioni ci hanno riempito il cuore. Abbiamo giocato con i sorrisi lasciando sassolini praticamente ovunque e voi, una volta raccolti, li avete portati sulle vette più belle. Abbiamo condiviso percorsi, luoghi ed emozioni uniche che solo le nostre montagne sanno regalare. Una volta raggiunta la vetta, con occhi increduli ci siamo stupiti e ristupiti 1000 volte per quanto la nostra regione sia così bella. Orgogliosi di essere friulani. Sì, quella regione lì, quella in alto a destra, che è tutta nostra e guai chi ce la tocca. Si sono create meravigliose amicizie, tutti uniti da un'unica passione, la montagna. Enrico, Alex, Giorgio e Paolo, Giuseppe, Mauro, gli amministratori dei gruppi Facebook che ci hanno supportato e sopportato, ma soprattutto tutti quanti voi. Una squadra numerosissima, tutti con lo stesso entusiasmo e tutti prendendo la stessa direzione, quella che va verso su. Per questo, di cuore, vi auguriamo buone feste e che il 2024 vi dia tutta la forza per raggiungere i vostri sogni, le vostre mete e le vostre cime. Buone camminate a tutti, zaino in spalla verso l'anno nuovo. Trekking Friuli Venezia Giulia.